Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti, puntata numero 3. In questo ultimo appuntamento dedicato al capolavoro di Donizetti, cercheremo di conoscere meglio il personaggio di Gennaro, cioè del tenore dell'opera. Dopo che nella prima e seconda puntata rispettivamente ci eravamo dedicati ad approfondire alcuni dettagli di Lucrezia Borgia, cioè della protagonista, e di Maffio Orsini nel ruolo Antravestì interpretato dal contralto. Veramente nella puntata di oggi vorrei estendere un po' il discorso che faremo su Gennaro a una considerazione più generale della tecnica compositiva propria del melodramma, almeno fino alla metà dell'Ottocento. Ma a dirla tutta, in verità, è un tratto che io ritengo connaturato con la scrittura del melodramma, e cioè il fatto che questa pratica, cioè quella della composizione del teatro, della musica per teatro, sia un fatto meramente artigianale, cioè un prodotto che è sempre confezionato a seconda delle esigenze del committente e soprattutto, come vedremo oggi, condizionato in maniera molto rilevante dalle volontà, dalle bizze anche tante volte degli impresari, ma soprattutto degli interpreti, cioè dei cantanti. E vedremo come in effetti da una originale concezione di quest'opera, cioè quella di Lucrezia Borgia, in verità lo stesso Donizetti sia stato costretto, indotto, ma anche perché è retribuito, a fare parecchi aggiustamenti a questa stessa partitura. Prima di conoscere quali sono le trasformazioni che sono state proposte dai tenori, e cioè da coloro i quali hanno interpretato il ruolo di Gennaro, vi volevo fare una piccola postilla su quello che invece è il ruolo di Lucrezia. Questo perché in verità tutta l'opera è stata concepita non tanto come una serie di arie, ma veramente come un'opera d'assieme, cioè dove in effetti gli spazi dedicati al singolo interprete erano veramente pochi. Abbiamo ascoltato nella prima puntata la prima aria di Lucrezia, ma insomma la prima interprete di quest'opera, che era Henriette Marie de Lalande, grande soprano, apprezzata moltissimo, oltre che da Donizetti anche da Bellini, i quali scrissero entrambi per lei delle opere che in prima assoluta, eseguite da questa stessa cantante. Insomma, lei pretendeva che in effetti ci fosse un'aria conclusiva che le desse grande risalto, cosa che Donizetti non aveva concepito. E invece dovette ricredersi sia per volontà di costei, ma anche delle successive interpreti, tra le quali Giulia Grisi, della quale avevo parlato già in altre puntate dedicate a Bellini, perché anche la sorella era un celeberrimo mezzosoprano. E Giulia Grisi pretese anche lei, insomma, una scrittura tutta dedicata allo sfoggio delle qualità del soprano. E così, ecco, per tradizione, che siamo giunti a una conclusione molto diversa dell'opera rispetto a quella che originariamente era stata pensata. Io vi volevo proporre come primo ascolto di oggi l'ascolto, così la visione, di una celebre interpretazione ancora di Mariella De Via, che ritengo effettivamente tra le più grandi interpreti di questi personaggi, almeno sicuramente negli ultimi 30 anni, e ascoltiamo quale, insomma, grande scrittura, molto complessa, molto elaborata, ma anche, devo dire, di grande effetto, sia stata dedicata al personaggio di Lucrezia Borgia, quindi Mariella De Via, scusate, nel finale di Lucrezia Borgia.
Beh, certamente, insomma, la grande maestria di Mariella De Via fa onore alla scrittura di Donizetti. Ma tornando al punto iniziale, cioè quello della scrittura per il tenore, a dirla tutta, Donizetti aveva pensato ad un'aria del tenore che si intitola Di pescatori ignobile ed è però collocata subito dopo la primaria di Lucrezia a costituire in sostanza poi subito dopo un duetto. E cioè pur essendo un'aria molto delicata, molto suadente, anche molto ricercata, però non ha un momento nel quale effettivamente il tenore possa isolare il proprio successo. E insomma l'ambizione, la fama dei tenori di allora, ma diciamo pure anche dei tenori di oggi, insomma, ama sicuramente potersi ritagliare degli spazi nei quali gli applausi sono solo per sé. E questo è stato il motivo per il quale poi altri tenori e successivamente alla prima rappresentazione dell'opera abbiano imposto al compositore la composizione di un'aria a loro dedicata. Ma io vi volevo far ascoltare la prima di queste arie, interpretata da una voce davvero straordinaria. Facciamo un passo indietro di più di 40 anni, siamo nel 1980 e ascoltiamo questa interpretazione dell'aria insomma, di Gennaro da parte di Alfredo Kraus, che vedremo assieme alla Sutherland, quindi una coppia veramente eccezionale. Io posso invitarvi ad ascoltare in maniera molto attenta come la dizione perfetta di questo straordinario artista, oltre alla sua grande musicalità e il colore eccezionale, si sposino per proporci veramente un suggello straordinario di tecnica e di raffinatezza musicale. Buon ascolto. Di pescatore ignobile, esser figliuol credei, e se costui in Napoli vissi prima anni miei, quando un guerriero incognito venne d'inganno a trarmi, mi dileca mai noi tardi, e un foglio a me lasciò. E poi prega mia madre ai
Questa magistrale interpretazione di Alfredo Kraus ci fa sicuramente rendere certi che un ottimo successo del tenore in quest'opera si potrebbe riscontrare anche senza un'aria aggiuntiva. Tuttavia, come vi ho spiegato già all'inizio di questa nostra puntata, insomma, la smania di poter avere uno spazio dedicato agli applausi per il tenore, insomma, indusse i primi interpreti di quest'opera a chiedere a Donizetti di dedicare loro una romanza che valorizzasse anche le loro caratteristiche vocali. E su questo punto direi che è giusto fare un'osservazione. Parlavo prima del carattere artigianale dell'opera e noi dobbiamo ricordarci sempre che i grandi capolavori sono quasi sempre stati scritti un po' su misura, sono stati confezionati ad arte sulle misure delle caratteristiche vocali degli interpreti che sarebbero stati protagonisti nel palcoscenico. E questo ha permesso ai compositori di sbizzarrire la loro fantasia, soprattutto cercando di valorizzare queste caratteristiche che sono specifiche di ogni voce. Forse la difficoltà che spesso oggi c'è nel ricercare i cast e soprattutto nel ritrovare diciamo, uno spirito primigenio di composizione sta nel fatto che appunto le voci, appunto, essendo diverse, oggi magari può risultare complicato andare a identificare degli artisti che abbiano una vocalità così vicina a quella di magari un secolo e mezzo fa, o anche più, come in questo caso. E quindi è capitato che, ed è anche il caso di Lucrezia Borgia, che più tenori abbiano chiesto romanze completamente diverse, e cioè Donizetti abbia scritto più di una romanza postuma, diciamo, a seconda del momento, del teatro, delle caratteristiche appunto della vocalità che aveva di fronte. E quali sono questi interpreti? Beh, ce ne sono stati diversi, ma io volevo appunto presentarvene almeno due. Il primo fu Nicola Ivanov, come si può intendere, compositore di origine ucraina, nato nel 1810 e trasferitosi in Italia all'età di 20 anni anche per una ragione di salute, per cercare di curare insomma dei malanni che aveva che sembravano pregiudicare anche la sua promettente carriera. Lui inizialmente fu legato a Mikhail Glinka, che fu il più grande probabilmente compositore di lideristica russa dell'Ottocento. E con Glinka giunse appunto in Italia cercando subito dei maestri di canto che potessero valorizzare delle qualità che erano state riconosciute e che lo stavano sicuramente lanciando già quando era nella madrepatria. Ma in Italia, conoscendo Eliodoro Bianchi, sviluppò ancora meglio non solo la conoscenza della lingua, ma anche della tecnica prettamente italiana. E dobbiamo ricordarci che giungere in Italia anche allora, come oggi, è effettivamente una ambizione particolare degli artisti, perché l'aria del melodramma si respira molto più facilmente tra i lidi italici che altrove. Conobbe Rossini quando ormai Rossini aveva terminato la sua grande parabola compositiva. La parabola compositiva di Rossini si conclude grosso modo nel 1829. Dopo di questo sappiamo che Rossini si ritirò e diradò moltissimo le sue composizioni. Ma insomma venne consigliato, questa voce venne consigliata da Rossini ai suoi colleghi che stavano sviluppando una carriera importante. Quindi oltre a Donizetti anche Saverio Mercadante, che bisogna ricordare è stato un grandissimo compositore di musica non solo operistica ma anche strumentale, direttore del Conservatorio di Napoli, ma veramente grande compositore. E poi lo stesso Verdi che scrisse per Ivanov delle arie aggiuntive create postume sia dell'Ernani che di Attila.
Quindi un interprete che volle anche per sé diciamo, una romanza ad hoc. Altro grande interprete di Lucrezia Borgia fu Mario De Candia, conosciuto già al suo tempo con lo pseudonimo di Mario. Venne scelto questo pseudonimo perché il padre, lui era di origine nobile, ma il padre non gradì affatto il fatto che il figlio si dedicasse ad attività artistica, perché sognava una carriera diplomatica e di altro spessore. Però, insomma, le qualità vocali di Mario De Candia furono straordinarie, riconosciute anche dai compositori a lui contemporanei. Anche egli è del 1810. Lo stesso anno in cui nacque Chopin, in cui nacque anche Schumann, lo stesso anno in cui nacque Cavour. Insomma un anno sicuramente, come abbiamo visto anche Ivanov era dello stesso anno, e comunque diciamo della stessa generazione di Verdi, ehm, che ovviamente conobbe questo artista, ma devo dire che la vocazione, formalmente anche le caratteristiche della sua vocalità erano abbastanza diverse da quelle di Ivanov. Noi oggi diremmo che la voce di De Candia probabilmente fu una voce di quello che oggi viene definito il tenore lirico leggero, una voce però di grande fascino, di grande pastosità, che debuttò con Meyerbeer, con l'opera Roberto il Diavolo, ma nel 1839, a fianco della grandissima Giulia Grisi che ho ricordato prima, debuttò a Londra come Gennaro, richiedendo l'aria che noi ascolteremo tra poco. Giulia Grisi è sorella di un'altra grande interprete di cui ho parlato nelle lezioni dedicate ai Capuletti e Montecchi, la sorella del mezzosoprano. Giulia Grisi fu anche la sua compagna poi, da questo momento in poi. La vocalità, dicevo, di De Candia è quella che noi oggi così ricerchiamo nelle opere come Don Pasquale, ma anche nello Stabat Mater di Rossini, quindi opere nelle quali gli acuti non mancano mai, e quindi la scrittura è sempre molto, la tessitura media è sempre molto elevata, e questo probabilmente proprio perché le caratteristiche di costui erano tali. Devo dire che anche il brano che ascolteremo tra poco, cioè l'aria postuma che è stata appunto dedicata a De Candia e che oggi verrà interpretata dal tenore Filippo Filippov, Tamo qual sama un angelo, ha delle caratteristiche veramente molto particolari che la rendono veramente molto complicata da essere eseguita. Proprio perché la scrittura è estremamente scomoda per il tenore lirico, molto più comoda invece per un tenore leggero, ma il tratto eroico rimane, quindi probabilmente insomma questo De Candia, che aveva anche una grande avvenenza nella scena, insomma poteva unire queste caratteristiche che l'avranno reso sicuramente un cantante molto apprezzato, no? Come le cronache attestano. Quali sono le caratteristiche che rendono difficile questa interpretazione? Anzitutto il fatto che è un'aria composta da un recitativo impervio che giunge dopo un'introduzione dell'orchestra, con dei passaggi di agilità nella sezione acuta martellanti e che già sottopongono l'artista a un impegno notevole. Poi l'aria inizia con una parte abbastanza cantabile, quindi tradizionalmente comoda, ma anche qui poi nella seconda sezione si arriva a complicare le cose con una scrittura veramente molto acuta. Così come la cadenza che prevede proprio, indicato dal compositore, un mi bemolle,
che è una nota francamente per il tenore veramente quasi inedita. D'altronde, se questo stesso cantante interpretò, cioè De Candia interpretò Don Pasquale, e soprattutto lo Stabat Mater di Rossini, che sappiamo ha questo re bemolle nella sua aria veramente temutissimo, e beh, insomma, probabilmente Donizetti volle sfruttare appieno le caratteristiche di questo interprete. Con questo termina anche la nostra serie di appuntamenti dedicati a Lucrezia Borgia, e presto ci incontreremo per un altro titolo del nostro repertorio melodrammatico. Grazie e vi lascio all'ascolto della aria di Gennaro da Lucrezia Borgia. Al prossimo appuntamento, buona musica. Partir de Gio, la vuol Lucrezia, Adame che ardor m'inspira, e insiem rispetto e mira. Sì, partirò, ma pure questo cuore d'un nuovo affetto palpitar lo sento, e celarlo me stesso, e celarlo me stesso, in vano io tento. Amo qual s'ama un angelo, ogni mio senso d'ora, come una vaga immagine che i foschi palpito t'amo, dite null'altro io so.
nei giorni miei rischiara, t'amo con tutto l'impeto che il primo amor destò. T'amo quanto un'anima ardente amante può. T'amo qual s'ama un angelo, ogni mio senso adora, come una vaga immagine che i foschi sogni indora. T'amo, gentil mio palpito, t'amo, di te null'altro io so. Angelo, t'amo, t'amo, null'altro io so. Amo, di te null'altro io so. Sì, di te